per il 13 giugno le cupole saranno protette. È sicuro il presidente della veneranda Arca di Sant'Antonio, il sistema antincendio delle cupole della Basilica di Sant'Antonio sarà pronto per il 13 giugno. 3 cupole già completate, i lavori procedono. La Basilica porta avanti il progetto di ammodernamento e potenziamento del sistema antincendio con strumenti di ultima generazione per proteggere le 8 cupole. Un sistema chiamato Water Mist che protegge anche gli affreschi della Basilica. Abbiamo scelto questa tecnologia antincendio che è recente e che ha trovato già molti utilizzi, fra cui a Notre Dame, peraltro consigliata da noi italiani al tempo. È una tecnologia che riesce a sfruttare al meglio l'acqua senza doverne patire le conseguenze quando questa ruscella bagnando magari gli intonaci che sono preziosissimi perché sotto quegli intonaci ci sono degli affreschi. Lavori importanti per mettere in sicurezza un tesoro che è della collettività. Credo che sia per noi motivo di grande gioia e di gratitudine nei confronti di chi ha permesso la realizzazione di questo progetto, Delegazione Pontificia, Veneranda Arca, Cariparo, i frati stessi, tutte realtà coinvolte nel desiderio di mettere al sicuro un patrimonio che noi ereditiamo dal passato come bene prezioso e che come senso di responsabilità merita di essere custodito anche per le generazioni future. Diciamo spesso che non si tratta solo di costruire un edificio pur splendido, ma anche un patrimonio di fede e di spiritualità che da secoli è meta di tanti pellegrinaggi e dell'affetto di tante persone attorno alla figura di Sant'Antonio.